Zoagli quindi, colei la quale ha l'onore di ospitare la terza prova, dopo quelle disputatesi a Paraggi e a Rapallo. Il carnet di gare praticamente è lo stesso, manca soltanto una delle 4 che si disputano abitualmente di contorno al Palio Marinaro Gozzo in Legno, ovvero sul Gozzo in Vetoresina, manca quella juniores. Quindi noi avremo modo di seguire da presso le prove categoria master, poi categoria seniores maschile, quindi la femminile, e il gran finale di giornata ovviamente il Gozzo in Legno da 22 palmi. La prima prova riguarderà i master e saranno 3 i contendenti in questa gara semi-ufficiale, poiché essendo tutti ex atleti si diceva che saranno 3 le imbarcazioni in gara per quanto riguarda la categoria master, e in tal senso invitiamo il dirigente Fabio Quadri a prendere al muletto il secondo arbitro che provvederà alla partenza di tale prova. Quindi cortesemente l'imbarcazione con il dirigente Quadri portarsi presso il muletto per caricare l'arbitro. La gara dei master è una prova semi-ufficiale, anticipavamo, che è costituita da ex atleti che ancora una volta si danno battaglia ai remi o al timone, cercando quindi di dimostrare più o meno, con qualche chilo in più, qualche capello in meno, di essere ancora in forma smagliante o pressappoco. Nelle prime 2 prove la vittoria era risa a Sesti Levante davanti al Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e il terzo il San Michele. Vedremo se in quest'ultima chance a loro disposizione coloro i quali sono arrivati in fondo riusciranno a ribaltare l'ordine d'arrivo. Sul percorso che noi seguiremo avremo modo di visionare quelli in categoria master sui 375 metri con un giro di boa, mentre le successive prove saranno tutte sui 1500 metri con 3 giri di boa. Questo per meglio specificare ciò che avverrà durante il pomeriggio odierno. L'intero programma di gare viene ovviamente ripreso in toto da Teleradio Pace, oggi con l'operatore Alex Apollaro, che poi la trasmetterà giovedì sera alle ore 20:50 circa sul canale 85 Teleradio Pace 2, per poi ritrasmetterla in replica venerdì sul canale 3, ovvero 115 Teleradio Pace 3. Ancora qualche minuto e gli equipaggi della categoria master stanno ultimando quello che è un breve riscaldamento, dopodiché verranno convocati in partenza. L'ordine di avvio vedrà gli equipaggi schierati nel seguente ordine. Avremo infatti alla boa gialla San Michele di Pagana, alla boa verde Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e alla boa rossa Sesti Levante per la categoria master, fra 5 minuti in partenza. Partita la prova categoria master, prova non ufficiale perché sono tutti ex atleti, ma comunque senz'altro carica di pathos e di fascino. Abbiamo maglia bianco-verde del San Michele di Pagana con il timoniere Matteo Tassara, poi con lui in barca ci sono Silvano De Nicolai, Roberto Bianchi e ancora gli altri vogatori sono Alessandro Galduzzo e Roberto Poli. Per quanto riguarda il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, abbiamo in acqua la timoniera Alice Chiarelli e come vogatori, anzi scusate, Valentina Scalfi la timoniera, Luca Franceschetti, Claudio Chiarelli, Ivano Maccaferri e Massimo Solari. Quindi Sesti Levante, Lega Navale Italiana, che schiera al via come timoniera Silvia Chiappella. I vogatori sono Tommaso Laganà, Marco Bacigalupo, Claudio Maccà e Paolo Stagnaro. Questi dunque gli effettivi a bordo, con Sesti Levante che ha preso ancora una volta saldamente il comando, quindi anche nell'ultima prova a loro disposizione cerca di dare il massimo alla truppa della Bimare. Sesti Levante davanti adesso a San Michele e Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che paiono appaiati per quanto riguarda questo primo tratto di mare. Quindi Sesti Levante ancora al comando, imbarcazioni che si stanno portando velocemente, è il caso di rimarcarlo, verso quello che sarà l'unico giro di boa.
maglia rossa, Sesti Levante. Poi vedete che i biancoverdi del San Michele stanno cercando di emergere, quindi di arrivare davanti ai cugini del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, addirittura di virata. Ancora Sesti Levante, quindi duello bianco-verde San Michele contro giallo Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, vicini ormai giri di boa. Le rispettive timoniere e timonieri cercano di mantenere alto il ritmo di parata per arrivare al meglio in entrata di virata. Ovviamente là al largo qualche problema in più per le correnti ci può essere. Certo è il fatto che Sesti Levante mantiene saldamente il comando, quindi Sesti Levante al comando al primo e unico giro di boa. Attendiamo l'evolversi per quanto riguarda la seconda posizione. Entra l'Armo di San Michele. San Michele davanti a Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi in entrata di virata, e adesso i tre scafi si riportano sulla loro traiettoria verso la linea dell'arrivo. Sesti Levante che comunque sta patendo un grande risveglio del San Michele, un San Michele così tosto in verità non l'avevamo notato né a paraggi né nelle acque di casa a Rapallo. Quest'oggi sta dando il filo da torcere non solo al Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, che è stato dai biancoverdi superato, ma adesso i San Michelini cercano addirittura di andare ad ostacolare la vittoria, che al momento è nelle mani della Lega Navale Italiana di Sesti Levante. Dunque Lega Navale Italiana Sesti Levante contro Agostino Moltedo, San Michele di Pagana, terzo il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi Master, e ancora vanno ad acuire il ritmo di parata i biancoverdi. Resistono i rossi della Bimari con Silvia Chiappella che sta cercando di ergersi ancora maggiormente a grande trascinatrice, sta cercando di fare elevare i numeri di colpi perché i San Michelini stanno veramente rigatando con grande lena. Sesti Levante sta cercando di resistere, mentre da par loro viceversa i gialli del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi provano, perché no, a riappropriarsi di quella che fino ad oggi era stata sempre la loro posizione, ovvero la seconda, e che viceversa nelle acque di Trali è appannaggio dei San Michelini. Ancora Sesti Levante, vantaggio di un quarto imbarcazione su San Michele, il quale ne ha un quarto sul Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ancora Sesti Levante che controlla, ma vedete come i biancoverdi sospinti da Matteo Tassara stanno dando veramente il fondo alle loro energie nel tentativo indefesso di recuperare sul Sesti Levante. Sesti Levante che sta resistendo, le boie dell'arrivo paiono vicine, ma ancora da mantenere alta la tensione per cercare di arrivare con massima concentrazione a oltrepassare l'ipotetica linea traguardo, quella linea traguardo che vede approssimarsi il Sesti Levante alle spalle. Sta cercando ancora San Michele di recuperare, ma attenzione anche al Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che da par suo prova, perché no, ad approfittare di un eventuale calo dei San Michelini per riappropriarsi della seconda piazza, cosa che però non riesce ad avvenire. Nel contempo viceversa Lega Navale Italiana Sesti Levante riesce con grande pathos ad aggiudicarsi la prova categoria master per la seconda posizione. Questa va ad appannaggio del San Michele davanti al Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Quindi primo Sesti Levante 3-3 per i vecchietti sestresi, grazie alla timonia Silvia Cappella e che. Secondo San Michele di Pagana Agostino Moltedo, terzo Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Partita finale categoria senior 3 armi in lizza, ricordiamo, in acqua numero 2 Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, Alice Chiarelli la timoniera, Fabio Maschio, Andrea Vaccaro, Filippo Montagni e Filippo Vaccaro i vogatori. In acqua numero 3 abbiamo il gruppo sportivo San Giorgio Portofino, la timoniera Simona Salani, i vogatori Giovanni Viacava, Battista Viviani, Giorgio Gimelli e Matteo Viacava. E quindi in acqua numero 4 lo scalo quinto, il timoniere è Andrea Armanini, i vogatori Simone Farina, Luca Cama, Fabio Delle Piane ed Enzo Poglio. La partenza lanciata ha visto subito il tentativo del Portofino di prendere il largo, inseguito dallo scalo quinto, poco più indietro il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Maglia bianco-rossa, corsia mediana del gruppo sportivo San Giorgio Portofino, che sta cercando di allungare la parata. Tiene scalo quinto, ancora Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che al momento permane in terza posizione.
Ancora vedete come il Portofino stia incrementando la palata. Naturalmente il percorso sui 1500 metri con 3 tornate di boa deve anche implicare una certa attenzione a non spremersi oltre misura in avvio, perché si rischia poi di perdere al momento topico le forze dovute. Però San Giorgio Portofino sta comandando davanti allo scalo quinto e rimane ancora in terza piazza il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Vediamo i ragazzi di Walter Giovannini che stanno comandando, trascinati dalla rientrante timoniera Simona Salani. Ne avevamo sentito l'assenza e come. Simona Salani a guidare i suoi, ma sta comportandosi egregiamente anche il timoniere dello scalo quinto, che sta inseguendo a un quarto imbarcazione, poco meno addirittura di distacco, i portofinesi. Un mezzo imbarcazione dai portofinesi invece a carico del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Primo dei 3 giri di boa che vede Portofino al comando. Controlliamo il divario con i suoi concorrenti più immediati. Siamo sull'ordine adesso di mezza imbarcazione sullo scalo quinto, 3 quarti sul Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Tutti e 3 gli scafi stanno tornando indietro verso quello che sarà il secondo giro di boa. Successivamente varrà come linea del traguardo, ma per intanto verrà effettuarsi la seconda virata. Vediamo Portofino ancora che capeggia saldamente, mentre sullo scalo quinto è andato in rimonta il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Dunque uscita di virata maggiormente felice per i tigullini rispetto ai genovesi. Ancora Portofino a comando, ma questa volta è il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi in seconda posizione, chiaramente. Giro di boa numero 1 che ha pagato a favore dei rapallesi, sospinti da Alice Chiarelli, mentre la truppa biancorossa dello scalo quinto evidentemente non ha beneficiato di una fortunata uscita e quindi sta pagando e deve rimontare. Abbiamo una nuova situazione con Portofino saldamente al comando, questo non muta. La seconda posizione a circa 3 quarti di distacco è coperta ora dal Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, molto più indietro lo scalo quinto, che comunque ha ancora tutto il tempo per riguadagnare e quindi ritornare sotto. Ancora Portofino, la marcia dei portofinesi adesso è andata a mutare come cadenza colpi, ha decelerato un poco, anche perché si avvedono i ragazzi portofinesi dell'effettivo divario che li distacca dal gruppo rapallese e dallo scalo quinto. Ancora Portofino che si sta avvicinando comunque di buona lena al secondo dei 3 giri di boa. San Giorgio Portofino, poi Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, scalo quinto, posizioni che permangono immutate prima del secondo giro di boa, quindi attendiamo ciò che deriverà dall'uscita, soprattutto più che dall'entrata degli armi della virata numero 2. Portofino può controllare, quindi Portofino vedete che già sta impostando la virata numero 2, e quindi Portofino, annotiamo il vantaggio, lieve rallentamento per staccarsi dalla bandierina. Sta arrivando, ancorché distaccato di mezza imbarcazione, il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, che si mantiene comunque con altrettanto vantaggio, mezzo imbarcazione, davanti allo scalo quinto. Qualche difficoltà patita dal San Giorgio Portofino a distaccarsi dalla seconda tornata di boa. Hanno comunque saputo riprendersi brillantemente dopo essersi distaccati dalla stessa, e quindi il divario che avevano precedentemente portato a carico del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi è praticamente immutato, nonostante quella piccola defiance al giro di boa numero 2. Portofino campeggia statuaria Simona Salani al timone, i suoi volatori vedete in maniera compatta vanno a regatare e il vantaggio si sta acuendo. Sempre maggiore il vantaggio sul Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, il quale a sua volta vede però propinquarsi lo scalo quinto. I genovesi di Levante ovviamente non sono venuti a fare una scampagnata, tutt'altro, hanno pagato il primo giro di boa non eccelso in uscita. Dopo il secondo, hanno visto che il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi era un poco in affanno, hanno provato ad attaccarlo. Prontamente però i ragazzi guidati da Alice Chiarelli, visti gli avversari nuovamente ringalluzziti, hanno saputo alzare il numero di colpi, e quindi potete notare come si siano nuovamente staccati dai quintesi.
davanti a tutti Portofino, San Giorgio Portofino, che naturalmente ha ancora un giro di boa da effettuarsi e ne deriva che quel giro lì sarà utile soprattutto per meglio comprendere se il vantaggio dei bianco, per meglio dire dei rosso-blu bianchi è ancora immutato sul circolo pescatori dilettanti rapallesi. Ultimo giro di boa per la categoria senior, poi ci sarà un breve intervallo per consentire il cosiddetto cambio barche e poi scenderanno in acqua finalmente gli equipaggi femminili, sempre molto graditi, chissà come mai perché. Ancora Portofino a comando nei senior, davanti al circolo pescatori dilettanti rapallesi, il vantaggio era sull'ordine di 3/4 di imbarcazione, entra Portofino, terzo e ultimo giro di boa, attenzione, incrocio con il circolo pescatori dilettanti rapallesi e con lo scalo quinto, siamo sull'ordine quasi di uno scafo di vantaggio sui rapallesi, circolo pescatori dilettanti rapallesi che scompare dalla nostra visuale ma abbiamo visto rallentare, quindi devono distaccarsi dalle bandierine dove presumiamo siano rimaste abbastanza incollati. Arriva anche lo scalo quinto, uscito il circolo pescatori dilettanti rapallesi anch'esso dalla terza e ultima virata. Attendiamo di riscontrare l'uscita dello scalo quinto che avviene in questo istante, quindi risaliamo la china, terzo scalo quinto, secondo circolo pescatori dilettanti rapallesi, primo gruppo sportivo San Giorgio Portofino. Queste situazioni parziali di classifica, ma siamo già entrati nell'ultimo tratto di mare che separa le formazioni seniores dalla linea del traguardo. San Giorgio Portofino, circolo pescatori dilettanti rapallesi, scalo quinto. Ricordiamo ancora, Santa Margherita Ligure aveva gareggiato e vinto nelle prime due prove a Paraggi e Rapallo, ma quest'oggi è assente, stante il matrimonio di uno dei suoi componenti e la mancanza di un sostituto. Ancora Portofino, vedete come il vantaggio ormai sia diventato abissale, un allenamento, ma un allenamento che è diventato tale solo nella seconda parte del percorso, un avvio dello scalo quinto abbastanza baldanzoso, ma il primo giro di boa ha tagliato fuori i genovesi, evidentemente l'uscita dalla virata non era stata felice, poi i portofinesi hanno incrementato la parata, il circolo pescatori dilettanti rapallesi anche, e questi ultimi si sono anteposti ai quintesi, mantenendo ora la seconda piazza. Nel contempo vedete gruppo sportivo San Giorgio Portofino, ancora qualche colpo sul mare zogliese avvicina allo scafo della truppa guidata da Simona Salani alla vittoria odierna, quindi gruppo sportivo San Giorgio Portofino che va ancora con grande voracità, vedete come stanno letteralmente mangiando a suon di parate il mare intorno a sé. Il gruppo sportivo San Giorgio Portofino acquisisce la vittoria nella categoria senior, la seconda posizione sta divenendo, ormai è in pratica già lungo tratto di mare, ma lo diviene ufficialmente ora con il trombo arbitrale a favore del circolo pescatori dilettanti rapallesi. E attendiamo per rivolgere un debito applauso e un ringraziamento comunque allo scalo quinto, compagine che oggi ha partecipato nelle gare senior. Era possibile per società extra Tiguglio aggregarsi alle varie prove del palio, in queste preparatorie almeno. L'ha fatto la cantiere Porto Ceresio nei junior domenica scorsa, lo ha fatto lo scalo quinto oggi, addivenendo al terzo posto. Ordine d'arrivo ufficiale categoria senior: primo gruppo sportivo San Giorgio Portofino, secondo circolo pescatori dilettanti rapallesi, terzo scalo quinto. Fra 10 minuti in mare la categoria femminile. Partita la finale categoria femminile. In acqua numero 2 abbiamo la compagine della Lega Navale Italiana di Sesti Levante con Anna Ballero timoniera. Con lei in barca ci sono Carola Gianelli, Giulia Stagnaro, Maria Cristina Solinas e Silvia Roncone. A seguire corsia laterale boa numero 3, Agostino Motello San Michele Pagana, quello che originalmente l'equipaggio A, con Matteo Tassara timoniere, Maria Teresa Medone, Daria Franzetti, Sara Galli e Deborah Pascale ai remi. Quindi circolo pescatori dilettanti rapallesi
la timoniera Pamela Trabucco, le vogatrici Valentina Scalfi, Serena Genitoni, Anita Bagigalupo e Sara Solari. Quindi, corsia più esterna, Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure, il timoniere Sebastiano Costantini, le vogatrici Silvia Simoni, Martina Pizzo, Sara Ambrosini e Nicole Negrello. Queste dunque le protagoniste per quanto riguarda il gozzo al femminile. Santa Margherita si è subito posta al comando, in seguimento di questa c'è San Michele di Pagana, poi vediamo il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, poco più indietro l'Armo della Lega Navale Italiana di Sestevante, che forse non ha beneficiato di una felice partenza. La marcia delle San Margheritesi, ricordiamo, vincitrici nelle precedenti 2 prove di questo Palio 2018 nella categoria femminile. Ebbene, Santa Margherita Ligure sta comandando anche in questa finale numero 3 con San Michele di Pagana al suo inseguimento e Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi a completare parzialmente il podio davanti a Sesta e Levante. Quindi Santa Margherita, poi San Michele di Pagana, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e Sesti Levante. Equipaggi che si stanno portando al largo laddove effettueranno il primo dei 3 giri di boa. Ovviamente la società Emilia Gianni Figari deve controllare a vista il possibile avvicinamento del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, che al momento è l'equipaggio più intento ad attaccare, mentre si stanno difendendo reciprocamente Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi e Lega Navale Italiana Sesta Levante. Siamo prossimi al primo dei 3 giri di boa, attendiamo il responso che deriverà mentre Santa Margherita Ligure si sta già allargando per effettuare la virata numero 1 e quindi Santa Margherita Ligure, società Emilia Gianni Figari al comando. Poi attendiamo il distacco e sull'ordine di mezza imbarcazione San Michele di Pagana Agostino Moltedo. Dietro di loro c'è di nuovo un spazio temporale abbastanza ampio, diciamo un'altra mezza imbarcazione abbondante di vantaggio a parte di San Michele sull'armo del Sesta Levante. Attenzione, Lega Navale Italiana Sesta Levante addirittura di prima virata è riuscita a precedere in entrata il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Muta dunque parzialmente la posizione di classifica nella parte retrostante, addirittura di entrata di prima virata la Lega Navale Italiana di Sesta Levante ha infilato di giustezza la compagine del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, anteponendosi a questa. Ne deriva quindi che adesso sono i Rapallesi con Pamela Trabucco al timone che devono risalire. Sesta Levante, che non aveva beneficiato di una felice partenza, ha saputo riproporsi con grande baldanza addirittura di prima virata. Risaliamo, c'è ancora San Michele viceversa all'inseguimento di Santa Margherita Ligure che capeggia saldamente, diremmo, questa finale categoria femminile. Il vantaggio è sull'ordine di quasi un'imbarcazione, 3/4 abbondante, ma però potete notare come la marcia e delle San Margheritesi e delle San Micheline sia incentrata su un ritmo colpi costante, quindi se da una parte Santa Margherita non molla un colpo, San Michele a par suo altrettanto sta dando fondo alle sue energie per cercare di recuperare qualcosa prima dell'addivenire della seconda tornata di boa. Dietro a San Michele ci sono almeno 3 imbarcazioni di distacco e c'è Sesta Levante che si è distaccato a sua volta dal Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, relegandolo in 4ª posizione. Ritorniamo in cima dove Santa Margherita Ligure continua a farla da padrona con il timoniere Sebastiano Costantini che sta cercando di mantenere concentrate le sue ragazze. Nonostante il cambio di timoniere rispetto alle gare precedenti, Santa Margherita sta testimoniando, anche qualche atleta è stata variata nel quartetto iniziale. Dicevamo, nonostante ciò, anche le cosiddette seconde linee sono di grande valore tecnico. Santa Margherita Ligure, un'imbarcazione abbondante su San Michele di Pagana, quasi 4 di vantaggio su Sesta Levante, molte di più sul Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Seconda delle 3 tornate di boa, Società Emilia Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Qualche problemino ad abbandonare la bandierina, attenzione, San Michele potrebbe approfittarne. Difficoltà estrema da parte delle San Margheritesi ad abbandonare la bandierina bianca, alla quale si erano letteralmente avvinghiate. Girato comunque, hanno girato, il mare l'hanno ripreso e anche le San Micheline hanno ultimato la virata numero 2. Attendiamo ciò che avviene dietro di loro. Entra in virata con qualche affanno anche la Lega Navale Italiana di Sesta Levante. Evidentemente la corrente marina sita in prossimità delle boe dell'arrivo
crea qualche ambasce, specie alle dolci e gentili fanciulle. Comunque sia, Sesti Levante, terza posizione, riprende il mare. Ed ora è la volta del circolo pescatori dilettanti rapallesi ad ultimare la virata di competenza e a sua volta riprendere verso il largo, laddove effettueranno l'ultima virata. Al comando sempre l'armo della Società Emira Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Il vantaggio si è rimpinguato sempre più sul San Michele di Pagana. Santa Margherita Ligure, poi comunque le biancoverdi dell'Agostino Moltedo stanno cercando in maniera indefessa di recuperare qualcosa, sperano ancora, perché no, in qualche defiance del San Margheritesi in occasione dell'ultima virata, non si sa mai. Certo il fatto che però si sono venuti a creare due abissi tra Santa Margherita e San Michele e tra San Michele e Sesti Levante di tutto rilievo. Ancora le bianco-blu della Società Emira Gianni Figari, del primo dirigente Luigi Figari, a comandare la finale categoria femminile, quindi per loro è un'acquisizione probabilmente della terza vittoria di tappa, mentre per San Michele di Pagana l'intento è quello di addivenire avanti alle restanti formazioni tigulline per aggiudicarsi il trofeo del Tigullio, che viene annualmente assegnato alle compagini tigulline appartenenti all'Associazione Donatori Palio del Tigullio, con le formazioni che gareggiano sul Gozzo in Vetoresina, junior, senior e femminile. Detto che lo junior andrà a Sesti Levante, che oggi non c'era, ma mancavano anche gli altri concorrenti. Per quanto riguarda il senior, avete avuto modo di constatare la brillante prestazione operata dal Portofino ai danni del CPDR, quindi probabilmente Portofino sarà lui ad acquisire la vittoria in quella categoria. Per il femminile, detto che Santa Margherita ha 2 vittorie ma è fuori classifica, San Michele deve guardarsi dal Sesti Levante per poter mantenere la posizione predominante in classifica generale. Santa Margherita Ligure, terza e ultima virata al comando, e ancora qualche assillo, bandierina bianca che diviene un po' fastidiosa per la truppa sanmargheritese, che comunque ha saputo ora scrollarsela di dosso. Incrocio con San Michele netto e San Micheline che entrano in virata in questo istante, alle spalle delle San Micheline che hanno anch'elle qualche problemino in uscita di virata. Sta arrivando Sesti Levante, attenzione alla fase di incrocio, naturalmente chi esce ha la precedenza su chi entra, tra virgolette, però naturalmente per evitare ogni contatto è meglio non proseguire, in quel caso è meglio fermarsi. Comunque sia, abbiamo la compagine sestese in terza piazza e in quarta rimane il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, che non è più riuscito a riguadagnare sulle ragazze della Bimari dopo il sorpasso da queste a loro effettuato in occasione della prima virata. Ultimo tratto di mare, vedete, Società Emira Gianni Figari Santa Margherita Ligure torna ad essere una semplice prova di allenamento. Naturalmente per le sanmargheritesi che hanno gareggiato come ospiti, diciamo così, è tutta materia di allenamento vero e proprio in vista delle prove più importanti, quelle a livello nazionale, non solo gare ma finanche i campionati italiani assoluti, quindi gare su gare che servono per ottimizzare sempre più l'equipaggio. E ripetiamolo, Santa Margherita Ligure ha cambiato praticamente 3 formazioni in 3 gare, il risultato è sempre stato lo stesso, quindi lode e merito agli allenatori della truppa sanmargheritese, ma soprattutto alle fanciulle che sanno amalgamarsi molto bene ogni qualvolta viene effettuata una sostituzione sullo scafo. Società Emira Gianni Figari Santa Margherita Ligure al comando, gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, quello che avevamo definito nelle precedenti giornate equipaggio A e che è rimasto tale perché oggi il B non c'è, seconda posizione per loro. Poi Sesti Levante e il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, su cui scafo vi sono 2 quantomeno zogliesi. Abbiamo Pamela Trabucco, anche se lei è della frazione San Pietro di Rovereto, comunque sempre Zoagli è, e poi l'avvocatrice Anita Bacigalupo, che ancorché adesso risiede a Rapallo, comunque è indimenticabile solo il marchio Bacigalupo in ricordo del grande Giulio Gritta Bacigalupo. Santa Margherita ha finito la sua fatica, per modo di dire, vittoriosamente. Società Emira Gianni Figari Santa Margherita Ligure. La seconda piazza è appannaggio del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. La terza ormai è prossima a essere in zona d'arrivo,
la formazione guidata da Silvia Chiappella, ovvero Lega Navale Italiana, anzi da Anna Ballero, scusate, Lega Navale Italiana Sesti Levante, terza posizione quindi che andrà a suo vantaggio, lasciando in quarta e ultima il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Passa a Sesti, attendiamo per il giusto tributo anche il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, mentre ricordiamo che la finale dei Gozzi in Legno prenderà il via alle ore 18, quindi opportunità per tutti i vogatori di prepararsi al meglio e di essere puntuali in partenza. 6 Gozzi in Legno alle 18 in partenza, grazie. Sì. E passa anche il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, ordine d'arrivo della gara femminile, prima Santa Margherita, secondo San Michele A, terzo Sesti Levante, quarto Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Ha preso avvio la finale Gozzi in Legno da 22 palmi, terza e ultima prova preparatoria prima del gran finale che andrà in scena sempre a Zoagli domenica 22 luglio. Abbiamo i 6 consueti equipaggi in lizza. In acqua numero 1 è partita la formazione della Lega Navale Italiana Sesti Levante con la timoniera Anna Ballero e i vogatori Franchini, Malavasi, Sanguinetti e Bo. In acqua numero 2 abbiamo equipaggio che rappresenta Zoagli, ma è poi in fin dei conti un equipaggio B del San Michele di Pagana, con la timoniera Laura Floris che è all'esordio stagionale. Con lei in barca ci sono Eno, Genovesi, Abedini e Quintieri. Acqua numero 3, Agostino Moltedo, San Michele di Pagana, il timoniere Matteo Tassari, i vogatori sono Dalton, Ferrari, Colombini ed Alessio. Acqua numero 4, Gruppo Sportivo San Giorgio Portofino, la timoniera Simona Salani, i vogatori Schiappacasse, Babestello, Ardito e Costa. Acqua numero 5, Lega Navale Italiana di Chiavari, la timoniera Silvia Chiappella, i vogatori sono Rocca, poi con lui ci sono Zappalà, Bianchi e Poli. Quindi acqua numero 6, la compagnia Remira Lavagnese, il timoniere Boggiano, i vogatori Roncisvalle, Capuzzo, Vaccarezza e Domenichini. Il largo ha provato a prenderlo subito l'Armo del San Michele, contrastato dal Zoagli in acqua 2 e poi in acqua numero 4 dal Portofino. Quindi vediamo Lavagna, Sesti Levante e Chiavari quasi sulla stessa linea, questi ultimi due compagini. Al comando parzialmente l'Armo del San Michele, poi Zoagli e Portofino in rimonta. Attenzione, Portofino in rimonta su Zoagli. Abbiamo la visuale un poco oscurata, preghiamo di spostarsi per consentirci di vedere appieno il campo di gara, già che è piuttosto occluso dalla torretta. Comunque sia, vediamo la compagine dell'Agostino Moltedo San Michele di Pagana che sta mantenendo la testa sull'attacco portato e da San Giorgio Portofino sul lato più esterno e dalla compagine che corre il nome per titolo di Zoagli in quella interna. Attenzione, perché proprio Zoagli va a anticipare in entrata a San Michele. Proprio in dirittura di entrata Zoagli, o San Michele B, ma in questo caso Zoagli come località, sta precedendo San Michele, Portofino, poi c'è Lavagna e a chiudere nell'ordine dovrebbero essere Sesti Levante e Chiavari. Dunque, l'equipaggio al comando è Agostino Moltedo, San Michele di Pagana, è stato superato in dirittura di virata dal Zoagli. Dunque, formazione, vedete, con la maglia praticamente un verde pisello giù di lì, la compagine che rappresenta in toto Zoagli è un prestito dell'Agostino Moltedo San Michele, ma si sta dimostrando tenace e forte come l'equipaggio base della compagine biancoverde. Dunque Zoagli al comando e stanno prendendo anche maggiore coraggio nel proprio sforzo i ragazzi del Zoagli. Poi San Michele, Portofino, attenzione al Sesti Levante, attenzione in acqua 1 il tentativo di rimonta del Sesti Levante che è andato ad appaiarsi col Portofino. Permangono più indietro nell'ordine Lavagna e Chiavari, ma vedete come Zoagli sta cercando di allungare, ci sono ancora 2 giri di boda da effettuarsi, quindi il compito è improbo. San Michele
cerca da una parte di recuperare su Zoagli, ma deve guardarsi alle spalle, perché Portofino, che stava già incombendo su San Michele, ha dovuto accelerare la palata perché sta arrivando Sestri Levante alle spalle dei ragazzi del San Giorgio. Quindi una prova decisamente emozionante. Vale fino a un certo punto, perché ricordiamolo, il Palio Marinaro del Tigullio si deciderà domenica 22, sempre qui a Zoagli, ma è indubbio che chi si aggiudica la classifica parziale a punti avrà l'onore e l'onere di scegliersi la boa migliore proprio in occasione della gara del 22. Zoagli, San Michele di Pagana, Portofino, Sestri Levante, Lavagna e Chiavari, queste le posizioni parziali in addivenire della seconda tornata di boa. Cercano di mantenere la prima posizione i ragazzi che corrono per Zoagli. Questo mentre San Michele alle spalle deve tenere duro dal possibile rinvenimento del Portofino. Sestri Levante adesso comincia un poco a perdere qualche palata dopo il grande rush impresso dai biancorossi della Bimare in uscita di virata numero 1. Seconda virata e ancora al comando Zoagli. Zoagli che veramente si è infilato con la prua davanti a San Michele in occasione della prima tornata di boa. Equipaggi che stanno completando le virate nell'ordine: Zoagli, San Michele, poi abbiamo Portofino, Sestri Levante, stanno avvicinandosi alle loro bandierine nell'ordine Lavagna, compagnia Rimira Lavagnese, e Chiavari, Lega Navale Italiana. Ancora Zoagli che ha ripreso il largo verso l'ultima tornata di boa. Alle spalle di Zoagli San Michele non molla, ma deve sempre essere guardingo, perché Portofino da par suo è altrettanto combattivo. Ancora Portofino che prova a serrare i tempi sul San Michele, un San Michele che prova a rimontare Zoagli. Zoagli tiene duro con la rientrante Laura Floris al timone, per lei esordio stagionale. Quindi Zoagli, San Michele e Portofino quasi in diagonale transitano davanti a noi. Poi ha perso contatto Sestri Levante, attenzione Lavagna, c'è Lavagna in acqua 6 che tra l'altro ha cambiato totalmente equipaggi in data odierna. La formazione della compagnia Rimira Lavagnese ha avuto evidentemente una migliore uscita di virata numero 2 rispetto alla Lega Navale Italiana di Sestri Levante e sta combattendo con quest'ultima per la quarta posizione. Risaliamo dal fondo: sesto Chiavari, quinto adesso Sestri Levante, quarto Lavagna, terzo Portofino, secondo San Michele di Pagana, primo Zoagli. San Michele che sta ancora tenendo alle spalle di Zoagli. Zoagli che aveva avuto un grande rush di partenza dopo la prima virata, ha saputo contenere il ritorno dei biancoverdi, dei fratelli biancoverdi dell'Agostino Moltedo dopo la seconda virata. Adesso stanno tenendo duro per cercare di arrivare ancora con la propria prua innanzi agli altri avversari anche in occasione della terza e ultima virata. È dura perché San Michele ha dovuto incrementare i colpi ai remi, perché effettivamente un Zoagli che ti va via non è da tutti i giorni, soprattutto perché è una formazione che di Zoagli ha solo lo scafo e nulla più. Ma è certo il fatto che con la timoniera Laura Floris indubbiamente l'equipaggio zoagliese ci ha guadagnato, non fosse altro per la maestria con la quale ha sempre saputo comandare le sue formazioni. Ancora Zoagli San Michele, siamo veramente con pochi centimetri di imbarcazione di divisione l'una dall'altra, mentre Portofino ha perso un po' contatto. Ma attenzione, momento topico potrebbe essere quello dell'ultima virata di boa. Perderemo per un attimo di vista Zoagli perché è coperto oltre che da 1000 belle fanciulle anche dalla maledetta torretta che ci toglie la visuale. Zoagli comunque che gira con la prua davanti a San Michele, ancora Zoagli davanti a San Michele, poi Portofino e a seguire dovrebbe esserci ancora Sestri Levante con Lavagna in lotta e Chiavari più indietro. Ultima virata ultimata, problemi sia per San Michele che per Zoagli ad abbandonare le bandierine. La corrente marina ha creato ambasce ad ambedue gli scafi, hanno comunque saputo riprendere con decisione il tratto di mare che li avvicinerà al traguardo. Ancora Zoagli con lieve vantaggio su San Michele di Pagana, alle loro spalle gruppo sportivo San Giorgio Portofino che ha praticamente staccato i diretti concorrenti che nell'ordine erano Lavagna e Sestri Levante. Attendiamo poi di visionare questi ultimi due per meglio distinguere quale delle compagini suddette è avanti rispetto all'altra. A chiudere il lotto dei concorrenti permane la formazione del Chiavari. Ancora Zoagli, quindi Zoagli che sta comandando davanti a San Michele di Pagana, Portofino che si fa sotto, San Michele
che sta cercando disperatamente di recuperare su Zoagli, tiene bene la formazione che rappresenta Zoagli, quindi veramente è una formazione che non ti aspetti. Aveva dato già prova di grande bravura in quel di Paraggi, dove è arrivata per un pelo dietro a San Michele. Quest'oggi sta tenendo ancora, vedete, il gesto di Laura Floris che invita i suoi a mantenere il ritmo costante di parata. San Michele non demorde, ma Zoagli sta veramente andando per la maggiore. Davvero una grande prova nelle acque di casa, lo scafo di Zoagli sta mantenendo davvero una grande prova e mantenendo alto anche il pathos per quanto riguarda la classifica generale. Dopo la prova odierna avremo una mini classifica che decreterà il vincitore. Certo, il fatto che San Michele aveva vinto 2 gare su 2 non si aspettava con tanto ardore da parte dei ragazzi che corrono e volano in nome per titolo di Zoagli. Zoagli davanti a San Michele vede ormai approssimarsi le boe dell'arrivo, ma non direttamente per i biancoverdi. Prima di loro ci sono i Verde Pisello della compagine che rappresenta Zoagli. Una gara davvero esaltante e emozionante, come si confà alle prove del Palio Marinario del Tigullio sui mitici gozzi in legno. Primo Zoagli, seconda posizione che andrà ad essere acquisita dall'armo dell'Agostino Moltedo San Michele di Pagana, al quale senz'altro comunque stasera brucerà un po', che i fratelli minori li hanno anticipati. Poi la Voti Portofino, attenzione, la quarta piazza ha perso contatto Lavagna dopo un grande recupero su Sestri Levante. Dopo il terzo giro di boa, Sestri Levante ha dato il là e si va a conquistare la quarta posizione. Attendiamo solo che abbiano ad ultimare la propria performance Rimiera, Lavagna e poi Chiavari. Attendiamo dunque le ultime parate e della compagnia Rimiera Lavagnese e della Lega Navale Italiana di Chiavari, poi daremo l'ordine d'arrivo ufficiale e ci sposteremo in piazza 27 dicembre dove avverrà la premiazione di giornata. Attendiamo dunque compagnia Rimiera Lavagnese che transita in quinta posizione. Un plauso va rivolto anche alla Lega Navale Italiana di Chiavari, che ha cercato in tutti i modi di lottare per evitare la stretta piazza, non ci è riuscita. Comunque lode e merito anche a Chiavari. Ecco, stanno ultimando la loro veramente grossa fatica i ragazzi della Lega Navale Italiana di Chiavari. Eccoli ormai a un passo dal traguardo, quando suona la tromba sono arrivati. Ordine d'arrivo dunque della finale Gozzi in Legno: primo Zoagli, secondo San Michele, terzo Portofino, quarto Sestri Levante, quinto Lavagna, sesto Chiavari. Benissimo, signore e signori, siamo arrivati al momento della conclusione di giornata per questa terza prova preparatoria del 45esimo Palio Marinario del Tigullio. Naturalmente ciò non determina la vittoria del titolo 2018, perché lo stesso verrà assegnato domenica 22 luglio qui a Zoagli. Certo il fatto che la classifica che ne è stata determinata fungerà da ottimo ausilio per l'armo che è giunto prima in quella classifica per scegliersi la boa migliore in occasione della prova del 22. Noi quest'oggi premiamo, come si confà, gli equipaggi che sono arrivati sul podio nelle categorie Master, Senior e Femminile Gozzo in Vetroresina e poi il Gozzo in Legno. Noi iniziamo la premiazione odierna con la categoria Master. Convochiamo il presidente del gruppo sportivo Agostino Moltedo Michele Pagana, Silvano De Nicolai, il quale da presidente del sodalizio San Michelino premierà l'equipaggio terzo classificato. Vi chiamiamo a noi il presidente De Nicolai, se non l'abbiamo già perso. Arriva alle spalle, molto bene. Auguriamoci, eccolo che arriva. Si diceva il presidente del sodalizio San Michelino avrà a premiare la compagine terza classificata per quello che riguarda la categoria Master, quindi i terzi classificati che hanno dovuto piegarsi, tra virgolette, alla forza dei coloro i quali li hanno preceduti, ma è stato un bel duello. Quindi prego Manuela la coppa a Silvano Nicolai, equipaggio terzo classificato categoria Master, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Agostino Moltedo è il sodalizio che
vede il presidente premiare. Volgersi verso la telecamera di Teleradio Pace con Alex Apollaro, quest'oggi in qualità di operatore, in onda giovedì sera ore 20:50 circa su Teleradio Pace 2 canale 85 e in replica venerdì ore 20:50 circa su canale 315. Grazie Silvano Nicolai, grazie Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, terzi classificati. Cambiamo e chiamiamo sul palco il secondo arbitro della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso, Renato Calvo, 6 nei pressi. Chiamiamo il primo allora, chiamiamo il primo arbitro, Enrico Fabbri della sezione arbitrale della Spezia. Prego De Nicolai, grazie. Al compagine, seconda classificata, categoria master, gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. L'equipaggio con il presidente allegato e vogatore pure, che mi dicono le cronache oggi abbia voluto cambiare postazione di voga perché diceva che lì davanti il timoniere lo assordava troppo e allora ha detto vado un po' più indietro ed è riuscito nell'intento. C'è un po' di emozione a parte del primo arbitro Enrico Fabbri della sezione arbitrale, anche perché lui di solito quando lo chiamiamo a premiare è a premiare le donne, quindi si deve accontentare dei secondi classificati categoria master, gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Cambio. Allora, Giannetto Bonicelli, uno tra i soci fondatori per quanto riguarda l'Associazione Amatori Palio del Tigullio, colei la quale organizza annualmente la manifestazione tutta, e lui avrà l'onore e l'onere di premiare l'Armo che quest'oggi si aggiudica la prova categoria master, Lega Navale Italiana Sesti Levante. I vecchietti della Bimare, con annessa unica presenza meritevole di plauso, la timoniera Silvia Cappella. Prego, volgersi verso la telecamera anche per le foto di rito. Tutte a Silvia, naturalmente. Ecco, prego. Volgersi. Sesti Levante che oggi ha impresso una marcia ancora più notevole. Si è vista pressare da San Michele ma ha tenuto dura la truppa dei corsari, addivenendo quindi alla conquista della vittoria. Naturalmente ritroveremo questi equipaggi nella premiazione finale domenica 22 luglio, quindi oggi li premiamo per la disputa e la vittoria. Complimenti Lega Navale Italiana Sesti Levante, primi classificati categoria master. Grazie, grazie anche a Giannetto Bonicelli che ritroveremo. Dai master passiamo ai seniores. Convoco sul palco il consigliere delegato allo sport del comune di Zolli Massimiliano Mantini per il terzo classificato categoria senior, graditissimi ospiti Scalo Quinto, Genova Quinto al Mare. Hanno avuto un momento di gloria perché dall'inizio al primo giro di boa si erano messi in scia a coloro i quali poi si sono aggiudicati la prova, creando un po' di assillo. Poi purtroppo la velocità e poi anche il mare, che non è quello di Quinto al Mare ma è del Tigullio, sicuramente nefasto per loro, li ha lasciati un po' indietro. Ma tanto li ringraziamo della partecipazione all'equipaggio che è scaffato da molti anni, si va a confrontare in tutta Italia con compagini di altre regioni, ai campionati italiani ha sempre ottenuto grandi risultati, quindi è un onore ed un piacere averli avuti oggi nelle nostre manifestazioni di contorno e in questo caso nella prova dei Gozzi Vetoresi nella categoria senior. Ringraziamo, foto, applausi e un saluto di riferimento. Allora, Scalo Quinto, Genova Quinto al Mare, grazie. Saliamo di un gradino e per il gradino successivo convoco a me nuovamente il socio fondatore dell'Associazione Palio, Giannetto Bonicelli, se vuol tornare a noi un attimino, grazie, perché non potevamo lasciarla solo coi master, dobbiamo avvicinarla a quelli che sono un po' più giovani, pian piano, per ricordare quello che fu. Categoria senior, Armo, secondo classificato, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Arrivano. Ragazzi del Circolo Pescatori Dilettanti, una rappresentanza di codesto
equipaggio, ma certo il fatto, ottimi protagonisti anche oggi nelle acque di Zoagli con il loro secondo posto. Complimenti, concediamo. Grazie, dottor Bonicelli. Dottor Alessandro Meucci, comandante della Polizia Municipale di Zoagli, a lei l'onore di premiare Armo, primo classificato nella categoria senior. Signori, gruppo sportivo San Giorgio a Portofino. La ritrovata timoniera Simona Salani. Che strano, è tornata la Simone e hanno vinto. Te? Che strano. Che... La vedevamo, la sentivamo anche di lontananza, la eco ci faceva arrivare la sua voce. Comandante Meucci che prova l'ebbrezza della premiazione, lo ritroveremo anche il giorno 22 naturalmente in servizio a tutto tondo, sicuramente, quindi il gruppo sportivo San Giorgio Portofino acquisisce la vittoria odierna nella categoria senior. Complimenti davvero ai ragazzi di Valtre Giovannini, altra cena offerta dal presidente, complimenti, bravi. Categoria femminile, e qui veramente ci sbrodoliamo. Marico Fabbri, arbitro della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso, prego. A premiare l'equipaggio terzo classificato categoria femminile, Lega Navale Italiana Sestri Levante. In maglia biancorossa quando si imbarca, in tenuta bianca con bordini rossi, molto garbato. Le fanciulle, Anna Ballero la timoniera, si cucca la coppetta, ma le medaglie una ciascuno. Ecco, sempre un pochettino emozionato, ma d'altronde quando abbiamo degli equipaggi tosti, forti in mare e affascinanti sul palco, Lega Navale Italiana Settimane terze classificate da un arbitro all'altro. Vogliamo invertire le parti: al primo arbitro è arrivato il terzo classificato, al secondo arbitro arriva il secondo classificato. È un premio dovuto a Renato Calvo, sezione arbitrale di Genova, mentre Marico Fabri di quella della Spezia. Allora, Armo, secondo classificato, categoria femminile, gruppo sportivo Agostino Voltedo San Michele di Pagana A, perché il B oggi non c'era, nonostante un cambio in barca. Seconde anche oggi, molto bene, col timoniere maschio, incredibile, dove ci sono i timonieri maschi le femmine arrivano sempre dietro, oggi, sì. Abbiamo dunque la consegna delle medaglie, atlete comunque già anche se esperte, non facciamo nomi ma due su tutte, Deborah Pascale e Maria Teresa Medone, così per caso ce lo ricordiamo. Prego, guardate la telecamera di Alex Apollaro in questo momento di gioia. Seconde classificate categoria femminile, complimenti San Michele A. E vogliamo rendere contento almeno ancora una volta Giannetto Bonicelli, tra i soci fondatori. Guardi un po', tanto nessuno va a spargere la voce alla Vania in casa Bonicelli, però lei premia l'Armo primo classificato categoria femminile, ovvero Società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure. Arrivano tutte, spero, che diavolo. 4+1 il timoniere, le fanciulle San Margheritesi, che ringraziamo, così come abbiamo fatto prima con lo scalo quinto. Ringraziamo anche la canottiera di Porto Ceresio Varese, che aveva gareggiato domenica scorsa a Rapallo nell'ambito delle gare junior. Ringraziamo la società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure, che ha partecipato e nelle gare senior, tranne oggi perché un vogatore si è maritato e non aveva nel sostituto adeguato, e poi soprattutto la società Rimira al femminile, perché insomma con la pluridecorata Silvia Simoni le altre non possono che seguire la sua strada, ovvero quella della vittoria. Società Rimira Gianni Figari Santa Margherita Ligure, prime classificate categoria femminile. Congediamo anche il dottor Bonicelli, per lei oggi ha dato, grazie. Passiamo al legno. E allora per il legno
chiamo nuovamente a me il presidente del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, Silvano De Nicolai, come socio anziano anche dell'Associazione Natori Palio del Tiguglio. Premi all'equipaggio terzo classificato categoria Gozzi in Legno, gruppo sportivo San Giorgio Portofino. Prego, prego. Portofino. E la Simona pagherà dazio delle sue assenze domenica 22 quando ci sarà la premiazione finale. Infatti, ma pagherà dazio delle sue assenze precedenti, signorina. Ecco, sì, pagherà, e come? La consegna parte del presidente del sodalizio San Michelino ai terzi classificati, poi lo congediamo anche perché vorremmo chiudere in bellezza senza troppe presenze maschili sul palco. Complimenti per il gruppo sportivo San Giorgio Portofino, terzo classificato categoria Gozzi in Legno. Prego, raccontare dopo, grazie, congediamo anche il presidente De Nicolai, grazie, la congediamo perché dobbiamo rimanere in loco, grazie. Hai sentito quello che ho detto? Prego, prego. Proseguiamo. Allora, sul palco cortesemente il comandante della Polizia Municipale di Zoagli, il dottor Alessandro Meucci, per l'equipaggio secondo classificato nella categoria Gozzi in Legno, ovvero gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Arrivano i ragazzi del team San Michelino, volgersi sempre verso la telecamera, grazie di Teleradio Pace, e verso le macchine fotografiche, è ovvio. Non è da tutti ricevere i premi da un graduato, quindi probabilmente il 22 avremo anche graduati di altri corpi d'armata, magari avremo una sfilata ancora ricca, maggiormente ricca di autorità. Gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, secondo classificato Gozzi in Legno. Si deve chiudere in bellezza, ma io direi che è un caso. Massimiliano Mantini, per cortesia, consigliere delegato al Comune di Zoagli, se mi permette, lei come rappresentante del Comune di Zoagli, che ringraziamo per l'ospitalità e anche per la futura ospitalità del 22, però lei adesso si trova in una situazione un po' ambigua, perché lei di Zoagli non può premiare un equipaggio che rappresenta il suo comune. E allora io faccio la cattiveria di abbinare a lei, se è presente in loco, o l'assessore Comune Portofino, la dottoressa Gimelli, o la dottoressa Morabito. Se c'è una delle due belle presenze femminili, tagliate le gambe a tutte e due, malissimo, io altre belle presenze femminili dirigenziali non le ho, e allora mi dispiace, caro Massimiliano Mantini, le devo chiamare primo arbitro Marico Fabbri, prego a noi, perché doverosamente Massimiliano Mantini avrà a ringraziare l'equipaggio che si è aggiudicato la prova odierna, soprattutto perché lui ringrazierà il gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele che glielo ha prestato, ma questi ragazzi hanno corso con l'intenzione di portare Zoagli al primo posto. Signori, ci sono riusciti, complimenti! Zoagli primo classificato Gozzi in Legno, con la rientrante Laura Floris al timone, e ha dominato la scena, si sbracciava, urlava, e questi ragazzi che corrono in nome per titolo di Zoagli sul Goz di Zoagli hanno testimoniato di mantenere fede all'impegno assunto e quindi di portare a termine nel migliore dei modi, nelle acque zoagliesi, la prova odierna. Vi ricordo che il Palio Marinaro si deciderà domenica 22, è vero che San Michele avrà la boa migliore di scelta perché ha vinto la classifica parziale, ma ricordiamoci che si corre a Zoagli e non è detto che, e qui mi fermo, tutti radunati verso la telecamera e aspettiamo naturalmente che siano espletate le riprese e le fotografie di rito. Naturalmente ringraziamo e ci complimentiamo con i ragazzi che corrono in nome per titolo di Zoagli, li aspettiamo al varco il 22, congediamo Marico Fabbri, congediamo Massimiliano Mantini, lo ringraziamo per l'ospitalità, quindi alla prossima. Ci vediamo il 22 naturalmente ragazzi, e naturalmente facciamo discendere l'orda di barbari. Prego Manuela Carosio, che mi ha accompagnato in questa
premiazione odierna di avvicinarsi a me. Con lei concludo l'odierno appuntamento con i Palio Marinari del Tigullio edizione 2018. Appuntamento domenica 22 luglio a Zoagli. C'è prima di tutto la grande rinfrescata dal passato, quindi la rievocazione storica con bande, sbandieratori, compagnia cantando. Poi c'è la prova con tanto di scimmia. E a seguire l'assegnazione del Palio Marinaro 2018. Non mancate! Gianrico Semolini vi ringrazia e a tutti voi il più cordiale buonasera!